Stasera sono felice di presentare la mia amica Stefania Ciancio. Io la presento, lei è l'attrice, mentre di solito siamo entrambi attori, esatto. di scena Teatro in Pillole, e quindi stasera si invertono i ruoli, faccio il presentatore, quindi un'emozione ancora più speciale quella di averti qui come concorrente a Sorrento, nella mia città, dopo che vengo sempre a Napoli a Teatro in Pillole a concorrere, perché io e te siamo mossi dalla stessa passione per il teatro. Una squadra fantastica e con una grande forza emotiva che ci porta veramente nelle esibizioni, a prescindere dal testo e a prescindere da quella che è anche l'interpretazione fisica, ci mettiamo emozione e l'emozione la gente la percepisce. E infatti l'anno scorso abbiamo avuto discreti successi con Teatro in Pillole, anche se come amatori, però è una passione che ci ha portato fin qui e quindi io sono estremamente onorata di essere qui stasera. E poi la tua carriera di attrice è cominciata, si può dire, con Teatro in Pillole, ma è andata avanti. Sì, adesso con diverse compagnie. Si può dire che adesso non sei più semplicemente un'amatrice, sei una semiprofessionista. Diciamo che provo a fare le cose bene, a prescindere dal tempo che ho a disposizione. In quel momento sono un attore, poi per il resto sono un avvocato, però quello che faccio cerco di farlo meglio. E lo vedrete stasera. Grazie Stefania Ciancio con Teatro in Pillole a Villa Fiorentino, e questa è l'intervista per Mediaset Communication. Grazie a De Angelis. Testo di Teatro in Pillole. Abbiamo adesso una concorrente che è un'altra abituée di Teatro in Pillole, quindi viene spesso, da anni si esibisce sulle scene di Teatro in Pillole a Napoli. Lei si chiama Stefania Ciancio e questa sera ci porta un monologo che a me piace molto, sono molto legata insomma a questo monologo, che è un monologo proprio sulla rinascita e sì, sulla rinascita, in particolar modo pone l'accento sulla donna, quindi su quella particolare luce che avvolge le donne quando decidono di rinnovarsi e di ripartire dopo un momento di stallo e di crisi. Donne in rinascita di Jack Follett, Stefania Ciancio. Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, non è mai finita per una donna. Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole. E non parlo solo dei dolori immensi, di quelle ferite da mina antiuomo che ti fa la morte o la malattia. Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame peggio che a scuola. Te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà, deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare, così ogni giorno. E questo noviziato non finisce mai e sei tu che lo fai durare. Oppure parlo di te, che hai paura anche solo a dormirci con un uomo, che sei terrorizzata che una storia ti tolga l'aria, che non flirti con nessuno perché hai il terrore che qualcuno si infiltri nella tua vita. Peggio, se ci rimani presa in mezzo tu, poi soffri come un cane. Sei stanca, c'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare, o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. Così ti stai coltivando la solitudine dentro casa, eppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre. Io sto bene così, sto meglio così. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere e ci ha abitato Natali e Pasque. In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio perché non sei più chi sei diventata. Comunque sei andata, ora sei qui. E so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi ci stavi stretta, nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine. Ed è stata crisi e hai pianto,
Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino, così, improvvisamente. Non potevi trattenerlo. E quella notte che hai preso la macchina e hai guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance. E poi hai scavato, hai parlato, lacrime e parole, per capire, per tirare fuori una radice lunga 6 metri che dia un senso al tuo dolore. Perché faccio così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza? Se lo sono chiesto tutte. E allora vai giù con la ruspa dentro alla tua storia, a 2, a 4 mani, e saltano fuori migliaia di tasselli. Un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto, non lo sapevi? È da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta in 1000 coriandoli, che ricomincerai, perché una donna ricomincia comunque. Ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti. Ti servirà una strategia, dovrai inventarti una nuova forma per la tua nuova te, perché ti è toccato conoscerti di nuovo, ripresentarti a te stessa. Non puoi più essere quella di prima della ruspa. Non ti entusiasma? Ti avvincerà lentamente. Innamorarsi di nuovo di se stessi o farlo per la prima volta è come un diesel. Parte piano, bisogna insistere, ma quando va in corsa. È un'avventura ricostruire se stessi, la più grande. Non importa da dove cominci, se dalla casa o dal colore delle tende o da un taglio di capelli. Vi ho sempre adorato, donne in rinascita, per quello straordinario modo di gridare al mondo: sono nuova, con una gonna a fiori o con un fresco ricciolo biondo. Più del sole, più delle alpe, una donna in rinascita è la più grande meraviglia, per se stessa e per chi la incontra. È la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti. È una serata di grandi emozioni. Noi sorrentini, noi della penisola sorrentina siamo un popolo peloso, un popolo